Focus TG, un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Vi ricordo che alle 12:30 andremo a collegarci in diretta con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia con tutti gli ultimi aggiornamenti in tema di pandemia Covid e il punto naturalmente sulla campagna di vaccinazione, ma anche il tema centrale sicuramente della giornata di oggi, ovvero quello delle riaperture. Riaperture che insomma sono in vista già a partire da questa sera dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di ieri, ma facciamo allora il punto, un riassunto, un quadro generale sulle riaperture nel nostro primo servizio di oggi. Avverranno in progressione le riaperture decise dal Consiglio dei Ministri dopo la cabina di regia. Che si procedesse per gradi, il presidente Mario Draghi lo aveva prospettato, ma non si è esagerato con le cautele e questo costituirà per le attività produttive una boccata d'ossigeno e per i cittadini un'iniezione di fiducia. Già da questa sera il coprifuoco sarà posticipato dalle 22 alle 23, mentre da sabato riapriranno nei fine settimana i centri commerciali. Saranno riattivati nel weekend anche gli impianti di risalita nelle località di montagna chiusi dall'estate scorsa. Anticipata al 24 maggio la data per la sospirata riapertura delle palestre, uno degli ambiti maggiormente penalizzati e che ha più protestato finora. Il 1 giugno ad accogliere nuovamente all'interno i clienti saranno bar e ristoranti che fino a quel giorno potranno continuare a servire solo all'aperto e rigorosamente seduti. Tornerà il caffè al banco e si potrà pranzare e cenare al chiuso. Sempre dal 1 giugno si potrà tornare sugli spalti degli impianti sportivi all'aperto con una capienza non superiore al 25% del consentito e comunque non oltre le 1.000 persone. Un altro importante step sarà quello del 7 giugno quando il coprifuoco slitterà a mezzanotte. Per il Veneto, una delle regioni che dovrebbe passare in zona bianca, dovrebbe venir cancellato del tutto. Un altro mese dovrà aspettare il comparto wedding. Dal 15 giugno via libera alle feste di matrimonio, ma solo se vaccinati, guariti o in possesso di esito negativo del tampone eseguito entro le 48 ore precedenti. Da quella data ritorno del pubblico nelle fiere e nei parchi tematici e sblocco della congressistica. Il coprifuoco sparirà definitivamente in tutta Italia a partire dal 21 giugno. Infine dal 1 luglio saranno le piscine al chiuso a poter finalmente riaprire insieme a centri termali, sale giochi, bingo e casinò, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati. E si potrà assistere nuovamente anche a una competizione sportiva al chiuso, sempre con una capienza non superiore al 25% di quella già prevista e per non più di 500 spettatori per volta. È pronto il collegamento con la nostra redazione di Padova con la collega Chiara Gaiani che vedo collegata. Buongiorno Chiara, dunque abbiamo parlato del calendario delle riaperture, sicuramente insomma è un tema centrale anche a Padova. Monica, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è un tema centrale anche in città dove ovviamente si attende con ansia la possibilità di tornare a un briciolo di normalità. Tra l'altro una città che da fine luglio dovrebbe festeggiare proprio il sigillo dell'UNESCO al suo ciclo di affreschi del 300 che è sparso in tutta la città, a partire ovviamente dalla Cappella degli Scrovegni, ma ci sono degli importanti affreschi anche alla Basilica del Santo e poi nel Battistiero del Duomo, e quindi spera di vedere tornare in città anche i turisti. Dati sulle riaperture che sono assolutamente confortati da quanto ci ha raccontato ieri il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Sono 39 le persone attualmente ricoverate per problemi legati al coronavirus. Molti dei reparti che erano stati riconvertiti ovviamente nel clou della seconda e della terza ondata sono tornati all'attività di routine. Ve ne cito uno per tutti: solo una terapia intensiva, la terapia l'anestesia e rianimazione centrale del professor Tiberio ospita in questo momento pazienti che hanno bisogno di cure intensive per il coronavirus. Quindi sono dati confortanti. Lo stesso direttore generale ieri si è sbilanciato dicendo avremo un'estate serena. Ovviamente molto dipenderà da noi e dalla nostra responsabilità. Intanto proseguono anche le vaccinazioni, come annunciato lunedì dal presidente del Veneto Zaia. Ci sono state messe a disposizione
disposizione dei padovani di tutta la provincia altri 8.000 posti per le vaccinazioni per le classi che attualmente si possono prenotare. Questi posti sono andati esauriti nel giro davvero di pochissimo, quindi è un altro tassello positivo. Nel frattempo il cellulare squilla e noi lo lasciamo squillare. Vi aggiungo, per quanto riguarda la cronaca, ovviamente ieri per Padova è stata una giornata molto delicata e molto importante. Questa indagine della Guardia di Finanza portata raccontata proprio nella giornata di ieri ha portato alla luce quello che è un nervo scoperto, cioè quello delle persone che si rivolgono a sacerdoti, ai sacerdoti delle parrocchie, sacerdoti di un'associazione molto noto come Don Albino Bizzotto, in questo caso, che è stato per anni presidente dei Beati Costruttori di Pace, chiedendo un aiuto, un sostegno. In 2 anni pensate a Don Albino Bizzotto, ma ve lo racconteremo anche nel prossimo servizio, credo, Monica. Non è ancora pronto, Chiara, il servizio? Sì, credo fosse stato, non è ancora pronto. Allora ve lo racconto io. È stato raggirato per una cifra molto importante, 370.000 euro, con 14.000 telefonate avute appunto da Don Albino Bizzotto nel giro di 2 anni. Un'indagine della Guardia di Finanza durata 10 mesi che ha portato appunto alla luce un grosso problema. La diocesi di Padova, riflettendo su questo, da circa 1 anno e mezzo sta lavorando con la Guardia di Finanza proprio per cercare di capire come sostenere i sacerdoti, soprattutto quelli più anziani. Bene, Chiara, io ti ringrazio, il servizio lo vedremo nel corso del nostro telegiornale, sento i telefoni squillare oltre al cellulare. Grazie. Insomma avete un grande affare a Padova, diamo appuntamento con i vostri telegiornali naturalmente questa sera. Buona giornata, buon lavoro a te, grazie per il puntuale collegamento. Andiamo avanti perché anche naturalmente il presidente Luca Zaia nel corso della conferenza stampa di ieri, in attesa, vi ricordo, di ricollegarci oggi alle 12:30, ha parlato dei provvedimenti di riapertura varati dal governo, ma avverte c'è ancora molta strada da fare. Sentiamo. Benvengano gli allentamenti e le riaperture previsti dal governo, ma c'è ancora molta strada da fare. Parola di Luca Zaia, che sottolinea come ci siano alcuni settori che rimangono tagliati fuori dal progetto di ritorno alla normalità. Considerando da dove siamo partiti e di risultati ne abbiamo portati a casa, pensi ad esempio all'apertura dei ristoranti direttamente dal 1° di giugno a pranzo e a cena anche al chiuso, piuttosto che molte aperture. Certo è che resta ancora molto da fare, resta in piedi il coprifuoco che è stato prorogato fino alle ore 23 e poi alle ore 24 fino al 21 giugno e quindi poi si scioglie. E molto altro ancora, ad esempio una delle partite è quella delle piscine. Le piscine al chiuso vanno il 1° di luglio. A me sembra che sia un'esagerazione questa, anche perché davanti a tutto aperto alle piscine si dice che danno chiuso. Il Veneto è fra le regioni che hanno le carte in regola per arrivare alla zona bianca e questo potrebbe portare alla cancellazione di tutte le restrizioni. Per noi, se siamo in zona bianca per 3 settimane, se non abbasseremo la guardia, significherà ad esempio perdere il coprifuoco, vuol dire che dal 7 giugno noi non avremo più il coprifuoco in Veneto. Siamo una delle 3 regioni in Italia che avrà questa possibilità. Sul piede di guerra ovviamente il mondo delle piscine, sentiamo. Ieri sera per noi è stato proprio un grosso colpo da digerire. Ecco, speravamo veramente di avere la notizia che il 1° giugno, come le palestre, potessero aprire le piscine, veramente. Cioè è stato veramente, non avevamo parole, allibiti. Confidavano in una risposta diversa da parte della cabina di regia alle piscine del Veneto e invece l'apertura slittata il 1° luglio degli impianti al chiuso allunga una crisi che sembra non finire mai, evidenziando limiti e paradossi. Aprono i centri commerciali, con tutto rispetto, per carità, però non li vediamo così controllati come i nostri centri sportivi, insomma. Non riusciamo a capire il perché di questa decisione, con tutti gli appelli che sono stati fatti. L'ultimo proprio in queste ore con la Federazione Italiana Nuoto e Assonuoto, che hanno scritto al presidente del Veneto Zaia e al presidente ANCI Mario Conte perché almeno arrivi una risposta chiara dai vertici locali, visto che il governo centrale sembra distante anni luce. In previsione dell'inserimento della regione in fascia bianca dal 7 giugno si chiede infatti se sarà possibile
al di là di ogni dubbio, aprire gli impianti anche per organizzare i centri estivi. Per il resto, guardando a Roma, i toni sono aspri, si parla di ennesima beffa e di ristori elemosina. Qui, soltanto a Montebelluna, ci sono 15 dipendenti e un centinaio di collaboratori, la maggior parte è ferma. Le vasche vuote parlano da sole. Sentire questo freddo, questo vuoto, ma anche l'ingresso proprio che è sempre pieno di voci di bambini, di allegria, una tristezza. Questo è il 7° mese, dal 26 di ottobre, il 7° mese di chiusura proprio. A nuotare restano atleti tesserati e professionisti, tra questi Francesco Pellizzari e Matteo Rudelli, che guardano soprattutto all'attività sportiva dei più giovani. È giusto che tutti possano venire in piscina, sicuramente. E anche per tutti i ragazzini e bambini che non hanno ancora l'opportunità di nuotare, sarebbe una grandissima cosa. A noi serve lavorare, aprire e ricominciare, perché la gente non aspetta altro. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa con Focus TG, torniamo tra pochissimo, vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, è pronto il servizio su Don Albino Bizzotto, il fondatore di Beati Costruttori di Pace, vittima di un pesante raggiro. Vediamo. Oggi è il primo giorno. Non è un caso isolato quello di Don Albino Bizzotto, il prete dei poveri, fondatore dei Beati Costruttori di Pace. 370.000 euro in 2 anni, da luglio 2018 a luglio 2020. Tanto ha dato il sacerdote a un gruppo di nomadi convinto da bugie e ricatti, a fronte di un numero esorbitante di telefonate, 14.000. Soldi che Don Albino si sarebbe fatto prestare da persone e che sarebbero stati della stessa associazione di cui adesso non è più presidente. 11 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare al termine dell'indagine della Guardia di Finanza di Padova con l'accusa di tentata estorsione e circonvenzione di incapace. Tra di loro anche il mago delle truffe con lo specchietto. Non un caso isolato il suo. Vittime di raggiri e truffe non solo preti attivi in un'associazione, ma anche i sacerdoti delle parrocchie. Siamo stati raggirati per somme molto alte e questo ci preoccupa. Ci preoccupa perché ovviamente qualcuno se ne approfitta e qualcuno ci rimette, e in genere a rimettere ci sono le persone anche deboli e fragili, come possono essere i preti più anziani. È brutto questo. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a ipotizzare almeno 1.800.000 euro di ammontare di cifre legate a truffe. Da 1 anno e mezzo la diocesi di Padova è al lavoro in stretta sinergia con la Guardia di Finanza. I parroci vanno sostenuti e aiutati a capire quando qualcuno si sta approfittando di loro. Vanno anche aiutati a non sentirsi soli e a condividere le decisioni. Andiamo adesso a Vicenza, è in collegamento la nostra Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella, quali novità ci racconti da Vicenza? Buongiorno Monica, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, siamo qui in centro storico a Vicenza, abbiamo un po' sentito l'umore di ristoratori e baristi che da stasera vedono finalmente spostato in avanti di un'ora il coprifuoco. Diciamo che il sentore, l'animo insomma di chi lavora in questo settore della ristorazione è chiaramente di felicità, perché comunque viene spostato in avanti il coprifuoco, poi c'è da 7 di giugno la possibilità appunto anche di cenare all'interno, pranzare insomma all'interno dei locali, servire il caffè al banco, però diciamo che soprattutto loro dicono è importante perché pian piano la gente comincerà a fluire in maniera più nell'arco del pomeriggio, serata, anziché concentrarsi tutta quanta dalle 6 del pomeriggio alle 9 di sera e poi scappare a casa, che crea anche qui il rischio di assembramenti, e soprattutto nella gestione poi dell'attività le cose poi diventano un po' complicate perché è tutto concentrato in pochissimo tempo. Quindi ben venga lo slittamento di un'ora, cambia relativamente in questo momento, in questo preciso, diciamo in questi probabilmente un paio di settimane. Le cose cambieranno, dicono molto di più nel momento in cui finalmente magari entriamo in fascia bianca, e quindi l'intera la gente, insomma gli avventori, gli utenti dei locali, dei bar, dei ristoranti potranno quindi spaziare nell'arco della giornata e dare magari più flessibilità anche al lavoro.
Per quanto riguarda invece la questione vaccinazione, era uscita la notizia che per il mancato arrivo di Moderna, di vaccino Moderna, alcune USL, compresa l'USL 8, doveva far slittare degli appuntamenti già in calendario per la vaccinazione, ma a quanto ci è dato sapere l'USL 8 è riuscita in qualche modo a ridistribuire le vaccinazioni, e quindi in realtà non sono stati spostati nessun tipo di appuntamento, quindi la gente ha continuato a vaccinarsi normalmente. Questo per quanto riguarda al momento, per quanto riguarda Vicenza. Bene, grazie alla nostra Gabriella Basso, grazie per il collegamento. Andiamo avanti con il telegiornale. Grazie, buona giornata a te, buon lavoro. È sicuramente arrabbiato contro il governo tutto il mondo del wedding. In crociera sì con tampone, al ristorante sì all'aperto con tavoli distanziati. Il mondo del wedding non ci sta ad essere annoverato tra le possibili fonti di contagio e si dice pronto a livello nazionale a promuovere una class action contro il governo. Ancora una volta non si capisce perché questa categoria debba essere lasciata indietro e peraltro senza essere stata aiutata equiparatamente rispetto ad altre categorie che hanno, altre categorie di imprenditori che invece, se non altro, per quanto miseri ristori, sono state ristorate. L'anno scorso noi abbiamo fatto 34 matrimoni, più di 3.000 persone. Alla fine contagi zero. O siamo stati tutti bravi o siamo stati fortunati, ma io dico bravi. Quindi lasciateci lavorare con giuste logiche. Quindi il tavolo che sia distanziato, servizio solo finger food. Fioristi, ristoratori, wedding planner, titolari di negozi di abbigliamento. La volontà di battersi c'è, ma la stanchezza è tanta. Chi lavora nel settore si sta concentrando sulla ripartenza e lo slittamento al 15 giugno del via libera alle cerimonie è vissuto come l'ennesima doccia fredda. Già sentirsi dire Green Pass e Covid Manager, queste cose qua, comincia a essere una cosa un po' difficile da attuare. Bisogna capire anche, mettersi nell'ordine di idee che questi sposi hanno anche dei costi da affrontare. Abbiamo bisogno di lavorare e abbiamo bisogno di avere meno problemi possibili. Purtroppo spesso e volentieri chi fa le norme, lo abbiamo visto con le linee guida lo scorso anno, le linee guida, purtroppo chi fa le norme non è abituato al lavoro sul campo di battaglia. Poi c'è il problema degli spazi. Alcune coppie sono al terzo rinvio. A settembre, ci raccontano gli esperti del settore, non ci sarà posto per tutti. Insomma, una situazione sicuramente molto difficile quella per il settore del wedding, che in realtà non è l'unico settore che ancora soffre della pandemia, ancora dovrà attendere per poter ripartire. Ci fermiamo adesso, c'è una breve pausa, poi torniamo in diretta in attesa di collegarci alle 12:30 con la Sala della Protezione Civile a Marghera con il Presidente Zaia. Vi aspetto. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, andiamo a Cittadella con le immagini del nuovo Museo del Duomo. Cittadella si arricchisce di un nuovo gioiello. Dopo la mostra di Fanolli Canova inaugurata lo scorso venerdì, tocca ora al nuovo Museo del Duomo, che sarà inaugurato giusto una settimana dopo la grande mostra ospitata a Palazzo Pretorio. Sono opere che provengono dal mondo privato, devozioni che si coltivavano a casa in un ambiente domestico, ma anche pale d'altare che vengono dal Duomo stesso e dalle chiese del cittadellese. Una nuova celebre attrattiva storico-culturale per la città murata, attesa da tempo, che si conferma ulteriormente città d'arte. Un museo importante, un museo che si va ad inserire in un percorso storico, culturale e turistico su cui Cittadella crede fortemente. Gli 800 anni delle mura dovevano essere il punto di partenza per uno sviluppo appunto turistico nazionale e internazionale. Ecco, penso che sicuramente il Museo del Duomo si vada a inserire perfettamente in questo contesto. Nel nuovo Museo del Duomo si trovano numerose opere di prestigiosa bellezza, ma anche di pregiata bizzarria. La parte
proprio dell'altare, il paliotto, apparteneva inizialmente al Duomo di Cittadella, al Duomo ottocentesco. E la parte sopra, che è quella più appariscente, è il cosiddetto apparato delle 40 ore. Voi immaginate che quest'opera è tutta scomponibile e in un paio di giorni tanti volontari, ma anche molto capaci, evidentemente si dedicavano per montare questo apparato in occasione delle 40 ore della Settimana Santa. Come potete vedere manca davvero poco al collegamento con il presidente Luca Zaia. I colleghi che sono presenti presso la protezione civile a Marghera hanno già posizionato i microfoni e le telecamere. Naturalmente daremo immediatamente la linea appena il presidente arriverà in sala stampa. Nel frattempo parliamo del Giro d'Italia, perché lunedì prossimo, dopo 212 km dalla pianura ai passi dolomitici, il Giro d'Italia arriverà a Cortina d'Ampezzo. Lei indossa Milano Cortina 2026, intanto dopo i mondiali a Cortina arriva il Giro. Sì, devo dire che Cortina ha puntato molto sui grandi eventi sportivi, i mondiali di sci, in prospettiva alle Olimpiadi non poteva mancare il Giro d'Italia. La data cruciale sarà il 24 maggio. Quando il Giro d'Italia arriverà a Cortina d'Ampezzo, che intanto si prepara con entusiasmo ad accogliere la corsa in rosa. Giro d'Italia che ritorna dopo 9 anni, direi con un tappone dolomitico veramente molto, molto bello, entusiasmante, con 5.700 metri di dislivello, quindi siamo in attesa sicuramente di questo che sarà l'evento sicuramente della primavera-estate cortinese. Quella ampezzana sarà la più attesa delle tappe dolomitiche di questa 104esima edizione del Giro, che sin qui si è intanto svolto nelle peggiori condizioni climatiche che si potessero immaginare. Insomma, Cortina d'Ampezzo, ma il Veneto in generale aspetta l'arrivo sempre con entusiasmo della carovana rosa. Allora, in attesa di dare la linea a Marghera al presidente Luca Zaia, vediamo insieme i dati relativi alla pandemia con il bollettino di Azienda Zero alle 17 di ieri, perché come sapete, insomma, i nuovi dati con il nuovo bollettino vengono diffusi direttamente dal presidente Zaia alle 12:30, quindi in attesa di avere i nuovi dati vediamo qual è la fotografia di Azienda Zero con i dati alle 17 di ieri. Allora, ieri nuovi casi positivi 145, il totale casi con tampone positivo dall'inizio sono 420.802, gli attualmente positivi nel Veneto sono 13.874. È sempre significativo il dato relativo ai ricoveri, perché naturalmente la pressione sugli ospedali ci racconta anche la criticità eventualmente della sanità del Veneto nella gestione della pandemia e delle persone che sono costrette al ricovero. Cala nelle ultime settimane la pressione sugli ospedali del Veneto. Attualmente i pazienti ricoverati per Covid in area non critica sono 839, meno 8 rispetto al bollettino di ieri mattina, 114 invece le persone che sono ricoverate in terapia intensiva, meno 4. Anche in questo caso cala il dato relativo ai ricoveri. Purtroppo si aggiorna il delta dei decessi per Covid nella nostra regione, con una persona che ha perso la vita appunto a causa della pandemia. Questi i dati di Azienda Zero del 18 maggio alle 17. Naturalmente siamo in attesa di avere i nuovi dati che riferirà tra poco il presidente Luca Zaia. È significativo però dare uno sguardo anche ai dati relativi alla campagna di vaccinazione, il monitoraggio della campagna di vaccinazione anti-Covid della regione del Veneto. Naturalmente non sono i dati aggiornati perché siamo sempre in attesa della diffusione della nuova tabella da parte del presidente Zaia. Allora, nel Veneto l'ultimo dato ci dice che sono state somministrate 26.042 dosi per un totale di 2.338.479 dosi somministrate. Va avanti insomma a ritmo spedito la campagna di vaccinazione nel Veneto, anche se dobbiamo dire
dire che ad esempio ieri l'ULSS 7 Pedemontana è stata costretta a rinviare delle vaccinazioni proprio per la mancanza di dosi di vaccino. Naturalmente la benzina di questa campagna di vaccinazione è rappresentata appunto dalle dosi di vaccino che vengono consegnate. Se mancano le dosi, le ULSS sono costrette a fermare. È arrivato il presidente Zaia, vi lascio dunque ai nuovi dati direttamente dal presidente Zaia. Buona giornata. Siamo giusti, iniziamo. Buongiorno a tutti, grazie. Tanto inizio facendovi vedere questa maglietta. Oggi è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e quindi ci tenevo a ricordare questa maglietta e ovviamente tutta una serie di gadget e di iniziative che stanno facendo per ricordare queste patologie. Questo l'ho ricordato. Adesso io andrei subito sul bollettino e poi vi do un paio di comunicazioni. Sul bollettino siamo a 5.259.000 test molecolari, 4.634.000 test rapidi. Il totale è 9.894.000. che hanno rintracciato 333 positivi, segnando oggi un record, perché i 333 positivi su 34.555 tamponi fanno 0,96 di incidenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che su 333 positivi hanno dato vita a 34.555 tamponi, no? Per il contact tracing, quindi sono stati fatti tamponi a conviventi, a colleghi di lavoro, amici che hanno avuto magari un contatto stretto con uno di questi positivi. Il risultato è che nonostante fossero persone esposte, solo l'1% scarso ha contratto l'infezione. Quindi se andassimo sulla popolazione invece indifferenziata e indistinta che non ha avuto contatti con positivi, immagino che sarebbe infinitesimale oggi questo dato. Questo per dire che sta diminuendo fortemente la prevalenza, come si dice tecnicamente, del virus sulla popolazione, e questo insomma ci fa ben sperare. Il numero dei positivi dall'inizio sono 420.990. Ovviamente i positivi oggi calano sempre di più, sono 13.620 perché abbiamo molte negativizzazioni. I ricoverati sono 941, meno 18, e questi 941 sono così distribuiti: 828 in area non critica, meno 17, e 113 in terapia intensiva, meno 1. Le terapie intensive non Covid sono 2,76, cioè vuol dire che in totale abbiamo 389 persone in terapia intensiva in Veneto. I morti sono 11.507 più 8. Vi ricordo che siamo ancora l'8ª regione in Italia per mortalità e quella con minor mortalità tra quelle più colpite, ovvero quella del nord purtroppo. 21.383 sono i dimessi, cioè curati e dimessi. Allora, abbiamo indubbiamente buoni dati. Abbiamo una giornata che segna un record di un'incidenza sotto l'1% tra i potenziali contatti di un positivo. Perché non abbiamo fatto 33.000 tamponi per strada o in una piazza, ma li abbiamo fatti a persone che hanno avuto contatti con un positivo. Forse tra qualche mese, tra qualche anno, tra qualche secolo ci spiegheranno questo andamento strettamente legato al clima di questo virus. Oggi non è dato a sapere fino in fondo cosa accada ogni volta quando arrivano le buone temperature, però abbiamo una certezza: che le vaccinazioni stanno dando ottimi risultati. Mi stanno dando perché le categorie vaccinate in maniera importante, e avendo noi messo in sicurezza
i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75 anni, significa non vederli più sostanzialmente nei ricoveri ospedalieri e in tutto quello che è la filiera, diciamo, del contagio. Abbiamo fatto quasi 26.000 vaccini nelle ultime 24 ore, 25.797. Però il dato straordinario che vi do è quello delle coperture vaccinali. Sopra gli 80 anni, vi do l'aggiornamento di oggi a un quarto d'ora fa, sopra gli 80 anni 98% della popolazione è coperta, 97,8, ho arrotondato io a 98. Quindi praticamente tutti. Dai 70 ai 79 anni c'è stato un colpo di reni dall'ultima volta che ci siamo visti, 84%. Dai 60 ai 69 anni un grande colpo di reni dall'ultima volta che ve ne ho parlato, cioè dal lunedì, 78%. Cioè i 60-69 anni il 78% si è già vaccinato ed è prenotato. Con la prima dose? Sono vaccinato e prenotato, nel senso che finito il percorso il 78% sarà comunque vaccinato. Dai 50 ai 59 bene, 66% tra vaccinati e prenotati. Dai 40 ai 49 45%. Vi dico che mancano ancora in agenda la copertura di 70.000 posti, cioè vuol dire che abbiamo 70.000 posti in agenda occupabili, io spero dai 40 ai 49 anni e comunque da chi, in questo momento da chi ha più di 40 anni. Abbiamo 70.000 posti liberi, depurati diciamo da quelli riservati ai fragili, vulnerabili e alla disabilità. Quindi il mio appello è questo: noi non possiamo lasciare posti liberi per settimane. Allora faccio un appello a tutti coloro che hanno più di 40 anni, dai 40 anni in su, di dire: attenzione ragazzi, avete 70.000 posti a disposizione. Se io per qualche giorno ancora è giusto, li vediamo liberi, apriamo tutti. E a quel punto succede cosa? Che si va in coda. Cioè noi non possiamo... Attenzione che non è che sono posti liberi che mi dicono che domani non riuscirò a vaccinare bene. Sono posti liberi diluiti da qui al 16 di giugno. Però l'invito che faccio a tutti, agli over 40, prima di chiudere anche questa partita, di approfittare insomma delle prossime ore per prenotarsi, perché poi finisce che ci sarà l'imbuto, perché se apriamo tutti o apriamo ad altre categorie, che so, i centri estivi, che è una delle categorie che vorremmo affrontare per primi, l'assessore dopo magari ve ne parlerà, è ovvio che poi tu che magari hai 40 anni, 41, 42 o quello che è, o ne hai 60, 70 devi ancora vaccinarti e rischi di finire in coda. 70.000 posti liberi. Di vaccini adesso ne abbiamo 80.000 in magazzino, praticamente poco o niente. Stiamo aspettando, ci scusiamo anche se non è colpa nostra per il disguido di 4.900 dosi di Moderna che non siamo riusciti a inoculare ieri, ma è stata una sorta di travaglio avere sto vaccino, perché doveva arrivare sabato e non è arrivato. Ci hanno detto che sarebbe arrivato martedì e non è arrivato. Ci hanno promesso per giovedì, domani, giusto? E domani speriamo che arriva. Anzi, domani dovrebbe arrivare dose doppia, perché arrivano anche quelli di questa settimana, perché onestamente Moderna aveva già una sua stabilità di fornitura, però niente, c'è stato sto guaio della scorsa settimana che ha avuto riverbero sulle prenotazioni di questo. Però insomma adesso siamo a regime, si sta vaccinando e quindi andiamo avanti spediti. Qualcuno si è un po' agitato per la storia delle vaccinazioni dei turisti, ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro e la sacralità del turista e del turismo è unica in Veneto. Siamo la regione
più grande d'Italia. Cioè, se volete andare a parlare di petrolio, andate a parlare con quelli che hanno il pozzo giusto, che sa tutto del petrolio. Se volete parlare di turismo, venite in Veneto e parliamo di turismo. Allora noi diciamo che non immaginiamo un assalto alla diligenza, non è che uno va in vacanza per farsi l'iniezione della seconda dose, ma se dovesse servire, noi ci vogliamo essere e speriamo che a livello nazionale vengano spianate tutte le paturnie mentali relative a fare la seconda dose, perché nel momento in cui Luca Zaia mi arriva dal Veneto, anzi mi arriva da fuori, che sia dall'estero o da un'altra regione italiana, facciamo il signor Schmidt, mi arriva da un'altra località che può essere una regione italiana oppure uno straniero del cognome, mi arriva, mi dice io ho fatto la prima dose di Pfizer, di Moderna, di quello che è, vorrei fare la seconda perché i conti mi dicono che posso fare la seconda, se abbiamo il vaccino gliela facciamo, gli facciamo un certificato e poi a casa sua andrà a dire ragazzi registratemi perché ho le carte del Veneto, se non mi credete scrivete al Veneto. Non mi sembra una roba trascendentale sta qua, non serve a scomodare la Silicon Valley per trovare qualcuno che faccia nuovi progetti, cioè, è un servizio però che diamo che è unico e solo noi possiamo darlo. Allora io l'ho anche detto oggi in un'intervista, abbiamo parlato per anni delle vacanze sicure, vi ricordate, no? Che se vieni in Veneto hai la certezza che se ti rompi anche un'unghia ci hai curato come fossi saremmo tutti lì a curarti. Ecco, bene, il farmaco che oggi è oggetto di questa discussione si chiama vaccino, il vaccino è un farmaco. Sono anche convinto di una cosa, se volete che ve la dica tutta, non sono convinto che ci si possa rifiutare a somministrare un farmaco se te lo richiedono, perché nel territorio europeo c'è la libera movimentazione, mobilità, ecco, non mi veniva la parola, dei cittadini europei, e sapete peraltro che è previsto che in caso di cure il paese, diciamo, ospitante che pratica le cure verrà rimborsato dal paese di residenza del cittadino. Non sto dicendo che vogliamo chiedere mettere in piedi altre ste storie, però sto dicendo che siccome il vaccino è un farmaco e il farmaco è un diritto, penso anche che se qualcuno ponesse la questione, non sono proprio convinto che vada a finire in Canarina sta roba. Però noi lo facciamo, se non ci creano inghippi noi lo vorremmo fare. Dopodiché ovvio ci vogliono i vaccini, sia chiaro che se le forniture sono forniture risicate il servizio non riusciamo a erogarlo, ma che anche questo diventi oggetto di discussione a livello nazionale mi sembra un po' esagerata sta storia. Detto questo, vi ricordo che da oggi, lo dico ai cittadini, ieri siamo mancati, oggi inizia il coprifuoco dalle ore 23, ne approfitto perché poi voi siete stati la nostra cassa di risonanza in tutti questi mesi, lo siete ancora, per la comunicazione. Sapete che vedo tutti euforici perché il Veneto dovrebbe andare in zona bianca, vuol dire che per noi il coprifuoco finirà il 7 di giugno, sì, se continueremo a calare nei contagi, se continueremo a comportarci bene, a portare la mascherina, perché bisogna fare 3 settimane sotto i 50 positivi su 100.000 abitanti. Allora, questa è la prima, dopo la seconda, la terza dovremo arrivarci in teoria. Se ci arriviamo, il 7 di giugno si apre tutto, nel senso che non ci sarà più il coprifuoco e quindi verranno a cadere le barriere dettate dai provvedimenti. Vi dico, prima di passarvi la parola, che gli amici ONLUS l'ho detta, ci sono 2 compleanni oggi della signora Ida Celotto di Santa Lucia di Piave che fa 100 anni e del signor Germano Pasquini residente a Bassano del Grappa 100 anni, quindi facciamo gli auguri alla signora Ida e al signor Germano per i 100 anni entrambi. E vi dico che poi il dottor Dalben vi darà comunicazione nelle prossime ore del fatto che siamo partiti con l'avvio della gara per la progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'ospedale del nuovo Policlinico Universitario di Padova. Quindi è iniziato il conto alla rovescia con
la gara per la progettazione. Si parte da una base di 4 milioni e mezzo di, vediamo se mi ricordo la cifra giusta, 4 milioni 200 mila euro, 607,91, insomma 4 milioni e 200 mila euro, per poi in questa gara agganciarsi con il preliminare, l'esecutivo, insomma tutta la serie di progetti per un totale di 35 milioni 527. Quindi la base di gara è di 4 milioni e 2, ma prevede anche le estensioni per tutta la serie di progetti che a cascata si dovranno realizzare. Per fare l'ospedale ci vuole il progetto. So che il dottor Dal Ben farà una conferenza stampa, poi ve ne parlerà compiutamente lui. Se avete domande, prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Il prefetto di Venezia ieri su Oggi sul Gazzettino abbiamo pubblicato il suo appello, chiede alla Regione se può interessarsi nei confronti del governo centrale perché il limite del 50% della capienza sui vaporetti, ma vale anche per i mezzi pubblici su gomma, sta creando dei problemi. Oltre a questo, sempre sul limite del 50%, si sono fatti vivi anche i gestori dei trasporti privati che chiedono se quando diventeremo bianchi verrà meno la capienza al 50% per le comitive turistiche, per le gite. Sì, lì c'è un decreto, vi annuncio che l'assessore, peraltro me ne ha parlato anche stamattina, l'assessore Lanzarin, ci stiamo interessando per questo sia sul fronte del trasporto acqueo che in generale del trasporto pubblico, non per approfittare di una situazione diciamo di pace sanitaria, ma perché obiettivamente qualche problema c'è, in particolar modo sul trasporto acqueo, dove oggettivamente garantire il 50% non ci permette di farlo perché mancano i mezzi, poi è un problema anche di composizione delle flotte, quindi ci stiamo muovendo anche rispetto al governo rispetto a questo. Questa è la risposta. Grazie. E per i privati invece? Sì, lo stesso. Grazie. Poi passo a Belluno, c'è stato, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, medici, operatori sanitari che si sono rifiutati di fare il vaccino, hanno fatto ricorso contro l'ULSS, un primario poi ha ritrattato, insomma era per capire un po' che tipo di azione state facendo. C'è una legge dello Stato, anzi del governo, un decreto legge, un decreto che è stato approvato non più tardi del 26 aprile, che prevede appunto la fase di obbligatorietà per gli operatori. È un treno in corsa, no? Perché uno viene assunto, è stato assunto e la legge arriva dopo. Noi abbiamo attivato le procedure di legge, quindi per il tramite dei direttori generali, quello che prevede la legge, cioè in maniera molto asettica. Se volete la mia impressione, ho l'impressione che questa materia del Novax, no? Perché se uno non si può vaccinare lo può documentare e finisce lì. Se uno non vuole vaccinarsi vuol dire che è contro la vaccinazione a casa mia. Ecco, penso che sia materia da tribunali poi alla fine, perché immagino che ci siano aspetti giuslavoristici, ci siano aspetti penali o di altro tipo, e quindi immagino che diventi una montagna di scartoffie e avremo i responsi forse fra 6, 7, 8 anni, quando a babbo morto, come si dice. Ecco, io continuo a dire una cosa, che i medici che non vogliono vaccinarsi sono medici comunque che hanno avuto una formazione nella quale era chiaro che la loro professione prevedeva l'utilizzo del farmaco che si chiama vaccino. Io non sono per l'obbligatorietà, però neanche che uno mi dica che ha fatto il corso di guardia giurata e non sapeva che doveva usare la pistola per lavorare. Cioè, che un medico oggi mi dica che il vaccino, cioè lui è contro i vaccini, e vabbè, a questo punto è vero che siamo nell'era dell'opinione e tutto è opinabile, però a me sembra, come si può dire, che venga meno anche il principio della formazione che ha avuto. Perché se una persona avesse alzato la mano in quell'aula dell'università e il giorno della lezione sui vaccini avesse detto io sono contrario ai vaccini, mi immagino che non avrebbe mai neanche passato l'esame.
Si pone però un problema di personale, perché se ad esempio nell'US di Belluno sono così tanti, si è parlato di una 60, una 50, e poi verranno, dovrebbero essere cambiati di settore, di mansione, perché questo prevede il decreto legge, si apre un buco? Ma io so anche che ci sono molti che poi stanno regolarizzando la loro posizione, in generale parlo a livello veneto, e quindi immagino che coinvolga anche Belluno. Dopodiché resteranno, diciamo, gli irriducibili, coloro che decidono. Allora sentite, nessuno di noi vuole prendere i farmaci, no? Non penso che non ci sia nessuno che si diverta a prendere farmaci, però è innegabile che farmaci come i vaccini o altro abbiano comunque allungato l'aspettativa di vita dei cittadini. Dopodiché hanno delle controindicazioni. Tutti i farmaci che assumiamo hanno delle controindicazioni. Io non sto facendo proseliti per i vaccini, sto dicendo come stanno le cose. Perché uno può dire, ma io non faccio l'antitetanica, ok, tu puoi anche non farla l'antitetanica, ma quello che se l'è inventata per un valido motivo, non perché era Big Pharma, perché doveva risolvere un problema che era quello del tetano, che faceva morti. Potete aggiornare sui numeri totali? Se ce li ha l'assessore, io non ce li ho. Non ce li ho perché io arrivo dalla Commissione Salute, abbiamo trattato anche questo argomento, perché comunque è articolato, c'è le procedure e tutto il resto, quindi abbiamo trattato anche questo argomento. Ho chiesto alla dottoressa Russo se mi dava anche un tornaconto, diciamo, anche diviso, quindi ospedalieri, territoriali e anche extraterritoriali, perché una preoccupazione, insomma, ne avevo già parlato anche col Presidente, è quella delle strutture extraterritoriali, cioè il discorso delle case di riposo per disabili. Già sapete che siamo in una sofferenza cronica importante. Se ci sono tante, adesso io non ho i numeri, persone tra OSS e infermieri, nello specifico infermieri, che si rifiutano di fare il vaccino, cioè loro lì non hanno tante possibilità di usarli in altri ambienti, perché comunque, insomma, quindi lì si potrebbe creare anche un problema. Quindi stiamo cercando di avere i numeri, ma anche di capire come non solo noi ma anche le altre regioni affronteranno questa cosa. Grazie. E l'ultima domanda, Presidente, ieri il generale Figliuolo diceva che non bisogna lasciarsi andare a facili propagande, era un invito rivolto a tutti i presidenti di regione, bisogna vaccinare gli over 60 e concentrarsi sugli over 60. Le chiedo, il fatto che il Veneto, come altre regioni, abbia deciso poi di aprire a tutti quando resteranno dei posti lì, come giudica il richiamo arrivato dal commissario per l'emergenza? Il commissario innanzitutto penso che pensasse a qualche realtà che qualche problemino ha. Io vi do solo un dato: noi abbiamo sganciato gli over 60, cioè tolto l'esclusiva delle prenotazioni degli over 60 quando erano prenotati al 62%, perché non c'erano occupazioni ulteriori. Oggi sono al 78%. Se noi fossimo stati lì ad attendere che prenotassero, noi non avremmo fatto il 66% dei 50-59 e il 45% dei 40-49. Per dire cosa? Che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che deve essere messa in sicurezza quelle fasce di età, ma non si discute, dai 60 in su bisogna metterle in sicurezza, ma non possiamo neanche lasciare delle voragini nelle agende, perché nessuno si prenota, e poi noi che siamo abituati a programmarci stiamo prenotando al 16 di giugno oggi. Se dopo qualcuno pensa di poter lavorare prenotando giorno dopo giorno è impensabile. Quindi noi siamo perfettamente in linea, non ci sentiamo neanche chiamati in causa da quelle dichiarazioni. Grazie. Prego. Salmaso. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sì, la collega ha un po' anticipato il tema. Anch'io insisto, non vorrei appunto sembrare irriverente, ma lei oggi ha corretto, dando dei dati aggiornati, le tabelle che il Corriere della Sera ha pubblicato, dando una fotografia estremamente esatta delle percentuali anagrafiche delle popolazioni vaccinate. Mi pare che lei appunto i numeri che ci ha dato siano riferiti alla prima dose, con l'impegnativa del richiamo ovviamente, non... Ecco. Cioè dei prenotati che hanno fatto prima dose o prima o seconda, o comunque delle teste che alla fine del loro percorso saranno vaccinate. No, siccome i numeri sono abbastanza
diversi, c'è appunto un delta soprattutto per le categorie dei 60 ai 70 è decisamente notevole, far capire che il Veneto, se è arrivato al 78%, è in una situazione completamente diversa. Ecco, io le volevo chiedere, per tornare invece alla questione dei vaccini per i turisti che vengono in Veneto, ecco, posso darti un dato così ci capiamo? Sì, prego. La popolazione Istat dei 60-69 è 603.000. Che hanno avuto la prima dose sono 355.000, quindi vedete più del 50%. Allora, 603.000, la prima dose 355.000. Da vaccinare ne restano 169.000. Come 169.000? Cioè 355 più 169 fa 603. Ma no, 355 più 169 non arriviamo a 603, arriviamo a 400 e rotti, cioè c'è qualcosa. Allora, perché ho i cicli completi. Ecco, c'è qualcosa che non 78.000 di cicli completi. Ecco, perfetto. Scusami, avevo saltato una riga. Sì, avevo saltato una riga, bene. Scusami. Allora, 603.000 la popolazione, 355.000 la prima dose, sì. 78.000, vi arrotondo le cifre, sono tutte arrotondate per difetto fra l'altro, 78.000 i cicli completi. Benissimo. Da vaccinare ne restano 169.000. Certo. Di prenotati dei 169.000 ce ne sono 37.000. Vuol dire che abbiamo il 78% che ho vaccinato o è in procinto di vaccinarsi con la prenotazione. Ho capito. Quindi quando vedete i dati nazionali, loro cos'è che fanno? Prendono la popolazione Istat, prendono i vaccinati, probabilmente anche solo a 2 dosi, neanche una dose, e dicono ma è solo il 10%, se ho capito, ma la mia agenda dice questo. Sì, ve lo diamo. Ve lo diamo qui guarda, vi faccio una foto e ve lo do subito. Lo mando a Carlo, guarda Carlo, anzi no, ti faccio la foto, la faccio io, preferisco farla io. Presidente operaio, il problema è che non mi paga. A chi lo mando? L'ANSA del Veneto. Sì, comunque dimmi Albino, ti ascolto. No, appunto era per dire che al di là dei numeri, qua mi pare che la questione che lei ha sollevato è quella della possibilità di vaccinare i turisti in Veneto, mentre il governo dice prenotate le vacanze sulla base della vostra data di vaccino. È completamente opposta, cioè noi ci rendiamo conto che per rilanciare il turismo in Veneto lei sta facendo tutto l'impossibile, a parte il fatto che mancano mi pare 20.000 lavoratori perché non si sa dove siano finiti, anche se abbiamo un sacco di disoccupati. Ma a parte questa parentesi, ecco, cioè in Italia l'anagrafe vaccinale non esiste in tutte le regioni, questo esatto. È il primo problema. Come si può concretamente ovviare per dare un messaggio chiaro a chi volesse prenotare le vacanze in Veneto da una regione diversa dalla nostra ovviamente e da un paese europeo, avendo appunto la garanzia, come dice lei, che il vaccino si può fare? Allora, andiamo per gradi. In questo paese il problema più grande oggi della discussione del paese è fare i vaccini ai turisti. Abbiamo migliaia di disoccupati, aziende che chiudono, il disastro, e qua il dibattito sui vaccini ai turisti. Allora, il Veneto dichiara 2 punti. Se ci mettono nelle condizioni normative di poter fare, che non salta fuori qualcuno che dice che commettiamo un reato, noi ci adopereremo per farli. Per quanto riguarda l'assenza dell'anagrafe vaccinale si risolve, perché se è vero che gli manca l'anagrafe vaccinale è vero che hanno le scartoffie e se hanno le scartoffie gliene aggiungiamo noi una che se la porteranno dal Veneto, c'è un pezzo di carta con una dichiarazione. Guardate che quando non c'era il computer c'era un archivio cartaceo, voi facevate il giornale solo su carta, oggi è su carta, è su digitale, ma non è che non faceste il giornale. Certo. Per cui a me sembra banale, no? Ovviamente noi avremo un'anagrafe di quelli che si sono vaccinati da fuori, dopodiché avranno il loro pezzo di carta, se lo perdono ce lo richiedono, glielo ristamperemo perché facciamo un piccolo programmino per avere la nostra anagrafe. A voi no, scusa, prego. Non avete intenzione di fare forzature in tal senso? Cioè aspettate... Non le possiamo fare
perché c'è il tema della norma, di una norma d'ombrello nazionale, cioè noi non siamo degli attaccabrighe, diciamo semplicemente che la regione più turistica d'Italia non può girarsi dall'altra parte davanti a un'istanza che io sono convinto sia minimale. Sì. Perché poi molti si programmeranno le vacanze in base alla seconda dose, le sappiamo tutti queste robe, ma se ci fosse, perché dobbiamo sbattere la porta in faccia ad uno? Dirà lui di no ai turisti, ma noi no. Ma alcune regioni, scusa Alda, hanno ad esempio previsto il domicilio per la vaccinazione. A me risulta che il Lazio ad esempio abbia dato a persone venete o anche di altre regioni che lavorano in quella regione la possibilità di vaccinarsi. Questo succede anche qui. Certo, penso che sia... Per noi è d'ufficio questo. D'accordo, ma questa formula può essere utilizzata per i turisti o no? Cioè, ma a noi non sembra dici bene, a noi non sembra. È una cosa analoga più o meno sul piano tecnico. Sentite, no? Ma c'è guarda che c'è da fare una puntura e se fare un certificato, non sai che gli danno una laurea in medicina. Adesso torna fuori il problema dell'iniezione e la laurea in medicina. No, un'altra domanda. Oggi lei dice che il coprifuoco è un tabù da eliminare, cioè lei è sempre stato, come dire, estremamente... E lo sono? No, estremamente cauto e prudente, e come dice anche il professor Palù, non abbiamo ancora concluso la battaglia contro il virus, l'ha detto al Fatto Quotidiano, quindi voglio dire... È autorevole. No, autorevole sì, il professor Palù certamente. L'ha detto a un giornale che ovviamente ha fatto del rigore la propria bandiera. Ecco, detto questo, perché lei è convinto che il coprifuoco debba essere eliminato? Non è un segnale estremamente di eccessivo ottimismo? Avete già modificato l'RT, quello classico? Sì, chiaro. No, guarda, io non sono né aperturista né chiusurista. A me è stata fatta una domanda e ho risposto, certo, rispondo nuovamente a quella domanda, cioè ha senso oggi parlare di un coprifuoco? Allora io dico che se avesse senso non lo portavi dalle 10 alle 11, no? Lo portavi alle 6 di sera, alle 4 del pomeriggio, chiudevi tutti in casa. Allora, se me lo porti dalle 10 alle 11 e poi mi dici anche che dal 21 di giugno non ci sarà più e che comunque dal 1 di giugno sarà dalle 24, giusto? Se non ho capito male. Allora io mi chiedo, se non ho capito male, il rischio sono gli assembramenti. Per la proprietà transitiva a me risulta che ci si assembri di giorno più che di notte, perché dalle 5 del mattino alle 11 di sera da oggi ci assembliamo nei mezzi di trasporto, a scuola, nei posti di lavoro, dove andiamo, e è difficile sostenere dal punto di vista sanitario che dalle 11 di sera lo scenario per il virus diventa pericolosissimo. Questo ho posto io. Quindi secondo me, ma non ci sarà nessuno che può smentirmi su questo, cercatelo. Non è, attenzione, che non passi l'idea dell'imprudente, del liberi tutti, assolutamente no, ma se tu mi chiedi che senso sanitario io ti dico io non ce lo vedo. Tanto è vero che lo stesso governo non è che ha ristretto, ha allargato. Se dopo uno dice ma questa è una condizione psicologica per far capire al cittadino che il virus c'è, anche se non c'entra niente col coprifuoco, ok, ma lo dovete dirlo, perché a livello internazionale stanno leggendo che in Italia siamo ancora col coprifuoco. Beh, noi viviamo anche di turismo. Certo. Comunque siamo tra i paesi che lo hanno allentato di più. Sentivo oggi la Francia, ad esempio, lì fino alle 9, dopodiché si va tutti a casa, e la RAI oggi spiegava che dal 16 di ottobre hanno tenuto chiusi tutti i locali fino a oggi, quindi voglio dire, non è che voglio dire questo, ma noi abbiamo fatto delle scelte dolorose quando la Francia non le faceva e nessuno veniva a ricordare l'Italia per le scelte dolorose che ha fatto quando la Francia non le faceva. Questa abitudine di andare sempre a cercare la virtuosità degli altri, cioè guardiamo anche quella nostra. Certo. Ma attenzione, vi è chiaro, io non sono liberi tutti, vi dico che davanti al coprifuoco ho difficoltà a giustificarlo a un cittadino. L'altro giorno c'è stato, scusatemi sta battuta, c'è stato un luminare che ha detto sì gli abbracci ma ancora no i baci. Certo. Cioè, ma volete dire che i fidanzatini, i morosi da 15 mesi non fanno più niente perché se non sono conviventi?
Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, come si fa a dire sì, gli abbracci, no i baci? Lei non crede alla castità, insomma? No, io credo... È possibile che un certo limite si abbracci? Appunto no. Imposto dal Covid intendo, non da... Sì, ma credo anche che noi dobbiamo essere lì ad accompagnare questa nuova fase. Diciamolo, è una nuova fase, i vaccini l'hanno inaugurata questa nuova fase. L'ultima battuta, oggi dovrebbero decidere la composizione di questa commissione di inchiesta sulla sanità veneta. C'è mi pare un braccio di ferro tra le opposizioni per quello che possono contare, in termini numerici intendo, sui contenuti e sul tipo appunto di lavoro da svolgere. Ecco, il suo punto di vista in proposito qual è? Ma che troveranno sicuramente, come diceva un vecchio saggio, la quadra, no? E io penso che la maggioranza ha posto, la Lega ha posto un paio di questioni che sono fondamentali: di fare sicuramente la commissione d'inchiesta, ma tenerla allargata a tutto il tema delle case di riposo, perché c'è una commissione d'inchiesta chiesta dall'opposizione nella scorsa estate, che poi è stata lasciata morire sul binario morto. Quindi perché non fare una bella verifica anche di tutto quello che è accaduto nelle case di riposo assieme, ma non per annacquare, c'è poco da annacquare. Dall'altro la Lega chiede che siano pubbliche le sedute, che chiunque possa guardarsene in diretta. A me non sembra che davanti a una commissione d'inchiesta questa sia una proposta barbina. Sarebbe barbina dire di chiudere tutto sotto chiave e che nessuno sappia cosa si discute. C'è uno scienziato che va a sostenere che il mondo è quadrato, che la Terra, che il Sole gira attorno alla Terra, sarà capovolta la teoria copernicana, cosa volete che vi dica io? Però noi vogliamo che lo dica, che lo sappiano tutti, no? Allora ci dobbiamo riorientare col Sole, fare tutta una serie di calcoli, ma vale per tutti, al di là delle battute, vale per tutti, cioè, anche per voi che poi avete il ruolo dei comunicatori, di informare i cittadini. Potete, se decidete di seguirvi le commissioni, decidete cosa scrivere poi. Cioè la verità è questa. Siccome noi non siamo un tribunale. Bene, grazie. Però io sono convinto che persone di buon senso che ci sono sia nella maggioranza che all'opposizione troveranno assolutamente una soluzione nell'interesse della comunità. Del resto questa commissione la si fa perché la maggioranza l'ha voluta, voglio ricordarvi. Bonet, poi Guidone, Antonella? No. Chiarimenti che vogliono sentire dalla viva voce del Presidente. L'unico di cui si fidano: lo spostamento del coprifuoco comporta allungamento anche degli orari dei bar e dei ristoranti? Sì. Automaticamente possono aprire, perché c'è questo dubbio? Sì. Ok, grazie. Sì. Cioè da stasera alle 23. Bonet brevissimo, Guidone. Sì, grazie, buongiorno Presidente, sarò brevissimo anch'io, volevo solo una precisazione, volevo capire se c'è una data precisa, una volta terminate le vaccinazioni degli over 40, se c'è appunto una data precisa dalla quale le vaccinazioni saranno aperte a tutti, insomma saranno libere a qualsiasi fascia di età. Guardate, se noi abbiamo 70.000 posti liberi oggi in agenda, se questo non verranno saturati, man mano verranno aperti nuovi posti, è inevitabile che noi si apra. Cioè, sto parlando di qualche giorno, perché è giusto che i 40-49 anni abbiano oggi un trattamento privilegiato, ma non all'infinito, come è accaduto per i 50-59, non si avevano fatto che oggi. Se poi hanno deciso di vaccinarsi poco, è una scelta loro. Ma noi non possiamo togliere il diritto ad altri che vorrebbero vaccinarsi. E poi volevo sapere se avete dei riscontri, qualche numero, magari dalle USL, non lo so, su casi di persone che si sono vaccinate per la prima dose, che si erano prenotate per la seconda, ma poi non si sono presentate, hanno rinunciato alla seconda dose. No, non ci sono casi di... sarà, se me ne è trovato uno, ok, c'è, ma no. Non abbiamo neanche segnalazioni, no. Non ci sono casi come questo. Peraltro, se può rincuorarvi, ieri ho letto un articolo scientifico, non mi ricordo più chi l'ha scritto, e parlava di un super
di una super risposta anticorpale con una finestra di 12 settimane negli RNA messaggeri, cioè nei vaccini, diciamo, e quindi addirittura 12 settimane adesso, no? Noi ci preoccupiamo dai 42 giorni, c'è chi dice che a 12 settimane hanno visto un picco maggiore, l'ho letto, per dire che insomma anche su queste proiezioni c'è molto da fare. No, stavo pensando alla domanda che ci hai fatto sui ristoranti, c'è il decreto che dice fino alle 22, il vecchio decreto, aperti fino alle 22 all'aperto. Però adesso ampliando l'orario, secondo me si trascina l'apertura. Allora, visto che c'è un'altra questione leguleia, cioè il Veneto va in zona... Prego, sentire il bottone nel frattempo. Grazie. Il Veneto in zona bianca, diciamo dal 7 giugno, se tutto va bene. Questo quindi comporta che dal 7 giugno in Veneto apriranno anche tutte quelle attività che in base al decreto... Non quelle sospese, tipo la discoteca no. Ma è tipo le piscine all'aperto, i matrimoni, cioè queste attività che per... No, quelle sono tutte regolamentate dal decreto, per questo ti ho detto... Quindi anche se il Veneto va in zona bianca dal 7 di giugno, le attività che per decreto di aperture hanno la loro riapertura 15 di posticipata, giugno. esatto, 15 giugno, 1 luglio, dovranno comunque aspettare anche in Veneto quelle date. Sì. E invece i ristoranti aprono? Sì, per questo ti ho detto sui ristoranti si trascina, perché se tu leggi quando parla dei ristoranti in questo decreto, dice... fa riferimento all'apertura, no? Per cui io deduco che per consecuzione insomma ci sia sto trascinamento. No, non dico questa di coprifuoco, dico questa delle riaperture, perché secondo me dal testo del decreto non era così chiara, cioè il fatto che la zona bianca... Allora facciamo così per evitare di dare robe così al volo. E vi portiamo una interpretazione autentica domani, in modo tale che siamo più tranquilli. Ok, grazie. No, grazie. Come? No, quella dei ristoranti vi mandiamo una nota stasera, ma penso sia proprio così a ore 23. Però mandiamo una nota in modo tale che sia ufficiale. Una FAQ. Sì, una FAQ. Boh, altre domande? Grazie. C'è l'assessore, vi dice due robe sul tema del... Assessore, scusa, pensavo avessi terminato anche tu. Prego. No, allora diamo anche un aggiornamento, perché so che ci sono tante strutture parrocchiali e non parrocchiali che aspettano le famose linee guida per i centri estivi, no? Che non sono ancora state emanate. E non sono state emanate perché c'è un'emanazione nazionale in capo al ministro Bonetti che si sta allungando, nel senso che c'era un protocollo. Il protocollo poi è stato visto dalle commissioni istruzioni e politiche sociali e poi è stato affidato al gruppo di lavoro, quello che coordiniamo noi delle 5 regioni per linee guida, che hanno semplificato quel protocollo. Poi il protocollo nuovo, quindi con le linee guida, è andato in conferenza delle regioni, approvato più o meno più di 15 giorni fa, quindi circa insomma 15-20 giorni fa, con il contatto diretto col capo gabinetto il ministro Bonetti, per poi affinché poi venisse adottato dal ministro Bonetti specificatamente. Siamo quindi un po' in ritardo di 15-20 giorni. Da notizie che ho io, 2 giorni fa era il CTS, quindi penso che nella giornata di oggi, mi auguro massimo domani, dovrebbe uscire ufficialmente, quindi con le linee guida nazionali e poi le regioni insomma di conseguenza su centri estivi, campi, insomma tutte quelle che sono le attività. Noi stiamo facendo un ragionamento perché chiaramente aprendosi tutta questa attività abbiamo tutti gli operatori volontari che seguono i ragazzi, no? E io ho incontrato anche la giovanile pastorale del Triveneto che segue tutti. Scusate, allora è confermato che si trascina l'orario, quindi 23 coprifuoco fino alle 23 l'esercizio. Grazie.
Ho incontrato, dicevo, anche la giovanile pastorale del Triveneto insieme poi a FISM e ad altri che sono quelli che poi seguono, e si stava ragionando con loro sulla protezione degli animatori e dei volontari, in particolar modo di quelli che accompagnano i ragazzi nei campi estivi in montagna piuttosto, no? Quindi allora stiamo raccogliendo un po' di numeri e di dati anche per avere insomma contezza di quanti potrebbero essere, ed erano quelli che il Presidente diceva che potremmo insomma mettere in protezione, quindi vaccinare proprio per l'apertura di queste attività. E quindi insomma siamo in questa fase, quindi dovrebbero uscire penso tra oggi e domani, e in più noi insomma avremo anche un quadro complessivo di quanti potrebbero essere. Vi dico un numero che mi ha detto la giovanile pastorale del Triveneto, dicono che parlano circa di 17.000 tra operatori e volontari, altri 3.000 mi dicono la FISM, e quindi legati ai 06. Adesso stiamo chiedendo all'ANCI anche per capire quelli che sono in gestione dei comuni, insomma avere un quadro complessivo e poi faremo delle valutazioni. Oggi pomeriggio alle 2:30 invece vi anticipo, e poi vedremo insomma domani o nei giorni successivi, faccio un incontro con il mondo del turismo e la prevenzione, quindi Confederalberghi, Confturismo, Confindustria eccetera, per capire bene anche rispetto circolari, visto che sappiamo insomma la stagione è vicina, Pentecoste, c'è già la previsione di arrivi di tedeschi e austriaci qui a zona appunto Jesolo e quindi nel litorale, e quindi faremo un po' il punto per capire anche rispetto a tutte le incombenze, passo vaccinale, tampone, rientro, entrata o comunque insomma le ultime indicazioni che sono state prese, in modo da dare indicazioni anche corrette e anche puntuali, andare incontro a quelle che sono le esigenze. Quindi cercheremo un po' di trovare la quadra, che so non essere facile su questo. Bone. Sì, su questo la vaccinazione degli stagionali, dei dipendenti. Ragioneremo anche con ragioneremo, nel senso apriremo una discussione con loro anche su questo, che chiaramente sarà legata al fatto a un certo punto apri tutti, quindi non ci saranno più le fasce d'età, le famose, voi sapete che insomma c'è ancora in ballo il discorso delle vaccinazioni nelle aziende da protocollo nazionale eccetera, quindi anche con loro faremo un ragionamento anche su questo insomma. No, perché mi risulta che per esempio a Jesolo l'ex bocciodromo è già pronto ed era stato destinato proprio a questo scopo. Sì, no, le strutture per quanto ci riguarda so che sono pronte, si sono già attivate. Io so che hanno anche parlato con Federfarma, quindi anche un circuito che coinvolge le farmacie e quant'altro. Adesso dobbiamo un po' mettere insieme tutti questi pezzi e poi capire anche rispetto a previsioni, indicazioni e tutto il resto, come agiamo anche noi. Altre domande? Antonella Prigioni. Assessore, buongiorno. Mi scusi, esiste il malumore da parte dei medici in medicina generale per il loro contributo alle vaccinazioni? Leggevo in alcuni quotidiani che hanno espresso della perplessità, dato che tutti vanno a vaccinarsi negli hub, quindi dicono noi possiamo vaccinare solo con AstraZeneca e Johnson & Johnson, non ha neanche più senso partecipare, e si sarebbero accodati anche i farmacisti. Allora, per quanto riguarda i medici in medicina generale c'è l'accordo appunto che ha avuto seguito oggi, dico i numeri a memoria ma possiamo darvi anche una tabellina, mi sembra che ce l'abbiamo aggiornata ad oggi. Noi hanno effettuato circa 150.000 somministrazioni e stanno coinvolgendo 2.500, 2.400 e qualcosa, insomma quasi 2.500 medici di medicina generale. Hanno vaccinato con AstraZeneca, ma sono andati a domicilio, quindi hanno vaccinato anche con Pfizer o Moderna, quindi con gli altri due vaccini. Ho visto anch'io i comunicati, è chiaro che quando parliamo di numeri importanti hub vaccinali, insomma l'organizzazione è un'organizzazione più complessa, però loro fanno parte comunque di quella che è l'organizzazione nostra, questo l'abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo. Io ho un incontro anche con il rappresentante della FIMC la settimana prossima proprio per fare un punto della situazione. Le farmacie invece, abbiamo chiuso l'accordo, però le farmacie effettivamente non sono ancora mai state operative, perché se vi ricordate bene tutto il discorso delle farmacie era partito con AstraZeneca e Johnson & Johnson, poi in corso sono cambiate le regole, sono cambiate le fasce d'età. Con loro il discorso è ancora aperto, adesso vediamo, perché se avete sentito insomma anche a livello nazionale ogni tanto citano, quindi come qualcosa che potrebbe gestire direttamente il commissario Figliuolo, però non abbiamo nessuna indicazione.
Prego Alda Banzà. Assessore, scusi, nell'incontro che avete ogni mattina con i direttori delle ULSS, vi sono state segnalate difficoltà nelle prenotazioni in alcune ULSS? No, sono sincera, non abbiamo avuto segnalazioni di difficoltà di prenotazione, sì. Cioè che non trovano il portale che non occupato. Trovano posto? Che non trovano posto? No. Io non ho segnalazioni di questo tipo. Lo chiedo perché mi hanno scritto che nei 60.000 posti disponibili siano distribuiti in maniera disomogenea. Perché Verona e Padova, per esempio, dicono che hanno feedback che i posti sono molto occupati, quindi magari... Il punto è Verona. Verona risulta che non ci siano posti. Ma allora faccio una verifica puntuale, non lo so, non l'ho sentita questa cosa qui, però può essere perché in base anche un po' a come hanno esaurito precedentemente i posti e la capacità anche poi dei vari hub vaccinali. Grazie. Se non c'è altro, Albino Sammaso. Assessore, buongiorno. Lei si occupa di sanità e non di lavoro, però la Nuova Venezia oggi pubblica un dato che invita a riflettere. Allora, il turismo si sta rimettendo in moto, gli operatori sono ottimisti, le prenotazioni stanno andando discretamente bene rispetto ovviamente al contesto generale, però c'è un problema oggettivo che è legato pare manchino 20.000 dipendenti, cioè non riescono a trovare personale per rimettere in moto appunto proprio il funzionamento dell'albergo, camerieri, cuochi e tutto il personale addetto ai servizi in generale. Ecco, allora, per carità, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma avete capito cosa è successo? Cioè questi sono stagionali, stranieri che lavoravano in Italia che sono ritornati a casa, oppure c'è stato proprio un travaso per cui non si riesce a sostituirli? Cioè, c'è la possibilità di avere da Veneto lavoro e dalle strutture della regione? Possiamo provare a chiederlo, possiamo provare a chiedere se loro hanno uno specchietto di perché mancano questi 20.000 posti e se sono 20.000 posti che effettivamente oggi non ci sono perché non c'è più appunto l'apporto da altre regioni oppure da altri paesi. No, perché queste sono le situazioni di categoria a dirlo, cioè non siamo noi, quindi penso sia un censimento fatto realmente tra gli operatori del settore. Lo chiediamo, penso ci siano. Se ci dà dei dati. Albino, chiederò a Veneto Lavoro oggi se ha qualche notizia. Se è possibile avere qualche statistica più precisa, grazie. Va bene? Grazie. Niente scherzo sui centri estivi, assessore.